Buongiorno per la 13ª puntata di Sardegna Sacra on the road. Buongiorno da Ilaria e Adriana alla regia. Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo a Siniscola, quindi siamo nelle Baronie. Per chi ci ha seguito negli ultimi giorni, quindi siamo scese verso sud e siamo nella zona della costa orientale della Sardegna. In realtà siamo nell'immediato entroterra. Vi anticipo cosa faremo oggi. Come potete vedere alle mie spalle, in questo momento stiamo salendo sul Monte Albo, lato Siniscola, dove fra poco faremo una bella escursione. Speriamo che esca anche un po' di sole e che qualche nuvola si sposti per poter anche ammirare un bellissimo panorama. Successivamente ci sposteremo a Torpè, dove visiteremo il bellissimo nuraghe San Pietro, un nuraghe quadrilobato molto interessante. Ne approfitto anche per ringraziare Alberto Pala per la disponibilità nell'accompagnarci al nuraghe, quindi lo incontreremo più tardi. E poi oggi saremo ospitate all'Essenza Sardegna, quindi un'altra puntata da non perdere, ma tutto questo lo vediamo dopo la sigla. Per iniziare il nostro trekking sul Monte Albo siamo a Fontana Sarde come vedete, e adesso ci incammineremo verso Punta Cupetti. Non so se riusciremo proprio ad arrivare alla punta, a più di 1000 metri d'altezza, ma prima di iniziare il trekking una breve introduzione sul Monte Albo. Il Monte Albo, se avete fatto la strada 131 DCN da Nuoro verso Olbia, sicuramente non sarà passato inosservato. Infatti è questo grande massiccio calcareo di forma allungata che vi tiene compagnia per più di 20 km. È proprio il colore bianco che dà il nome a questo monte così particolare. Infatti Albo appunto indica il colore bianco candido di questo rilievo calcareo. Ha la particolarità di avere una cresta di lunghezza di ben 13 km e non ha una sola cima, bensì ha due cime, le più alte, che sono gemelle e arrivano all'altezza entrambe di 1127 metri. La particolarità è che hanno proprio la stessa altezza. Si tratta di Punta Catirina e di Punta Turudò. Oggi non ci saliamo, vi ricordo siamo sul lato di Siniscola del Monte Albo, che è appunto un monte che essendo anche così esteso è compreso il massiccio nel territorio comunale di diversi comuni: Siniscola, Lula, Irgoli, Lodè, Loculi e Galtellì. Bene, come potete vedere c'è abbastanza freddo, ci stiamo congelando, speriamo di riscaldarci con la salita. A tra poco! Ecco, stiamo salendo, come potete vedere un paesaggio molto aspro, molto selvaggio. Il Monte Albo infatti è famoso anche proprio per questo, per le sue gole, per i suoi burroni e per le sue grotte.
A questo proposito è interessante anche ricordare che anche sul Monte Albo la frequentazione umana è molto antica, risalente fin dal Neolitico. Abbiamo infatti anche una Domus Deianas e poi chiaramente la frequentazione in età nuragica. A questo proposito vi segnalo i rinvenimenti particolarmente importanti della grotta Bona Fraule, dove sono stati ritrovati degli importanti oggetti in ferro, quindi diverse spade, un pugnale, coppe e altri oggetti che ci permettono di ipotizzare per questa grotta, almeno in una fase tarda dell'età nuragica, un uso cultuale. Ecco, siamo appena sotto la cima di Punta Cupetti e non siamo arrivate proprio in cima sia perché c'è freddo, sia perché, come sapete, abbiamo tempi un po' stretti e ci stanno aspettando giù tra un po', quindi non vorremmo fare tardi. Ma prima di scendere, dato che questo è un luogo così selvaggio, dove la natura domina incontrastata e dove nidificano parecchie specie anche protette di uccelli, tra cui l'aquila reale e varie altre specie endemiche, abbiamo pensato che questo fosse il luogo ideale per leggervi una bella poesia, una poesia che ci ha inviato qualche giorno fa la signora Fernanda, che per chi ci ha seguito ci aveva ospitato nella sua casa di Paoli Latino. La poesia è scritta da una dottoressa, Marie Dolores Merenda, che ringraziamo, e adesso vi leggo questa bella poesia che si intitola Vorrei le ali del falco. Vorrei le ali del falco per resistere al vento e alla pioggia, volando alto nel cielo. Gli occhi dell'aquila per non perdermi nulla delle meraviglie che tu hai creato, mio Dio. Le ali di una farfalla per sfiorare appena i petali quando assaporo il profumo dei fiori più belli. Vorrei essere aria per abbracciare tutto il mondo senza legarmi a niente e danzare felice cantando la libertà. Vorrei essere terra per sognare d'inverno e rinascere a primavera, diventando caldo fuoco per combattere il buio e il freddo. Vorrei essere poeta per narrare agli altri tutto l'incanto che provo.
E ora iniziamo la nostra discesa. Avete sentito, mentre leggevo la poesia, sono arrivati due falchetti, una coppia di falchi che ci ha salutato e quindi insomma un piccolo miracolo e tanta emozione. Ora scendiamo giù, seguiteci. Ecco, siamo in territorio di Torpè, ci siamo spostate e siamo nel sito del nuraghe San Pietro, che è gestito dall'associazione culturale Sardus Pater. Ringrazio Alberto Pala per averci accolto e averci permesso questa visita oggi, quindi lo ringrazio per la disponibilità, perché il sito attualmente è chiuso per lavori di valorizzazione, ma riaprirà presto, giusto Esatto, Alberto? esatto. Noi puntiamo di aprire almeno a Pasqua, però insomma siamo molto orgogliosi di avere, ecco, una location adatta al sito, che appunto ci permetterà di accogliere meglio i visitatori. Ci saranno 2 servizi, insomma anche la pannellistica poi sarà rifatta in 4 lingue. Ecco, questo frutto di finanziamenti arrivati insomma dalla regione. Bene, quindi venite a visitarlo presto appena riapre. Certo, anche il fatto che non è pulito, tra un DPCM e l'altro, ecco, alla fine poi ci ha costretto insomma, a dire, ecco, inizieremo i lavori più in là di pulizia del sito. Ecco, siamo all'ingresso esterno che poi ci porterà nel cortile del nuraghe San Pietro, un nuraghe quadrilobato molto importante, uno dei siti più importanti della zona. Qui siamo nella piana solcata dal rio Posada e insomma, come mi stavi dicendo, è anche uno dei pochi siti valorizzati in questa regione, in quest'area. Sì, 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 infatti se noi insomma partiamo da Olbia, direzione sud, non troviamo nessun altro sito nuragico gestito, ma questo probabilmente è dovuto al fatto che questo è veramente importante. La storia tratta dagli scavi negli anni 80, diretti da Maria Ausilia Fadda, e insomma si alterneranno qua tanti archeologi, tra cui anche Rubens Doriano, il Manzoni e altri, porteranno appunto alla luce questo straordinario monumento, che attraverso appunto i rinvenimenti ci racconterà poi una storia veramente lunga. Si pensa che all'interno della torre F, che purtroppo gran parte è crollata, ecco, ci sia una struttura che precede la costruzione del nuraghe. Ecco, questo forse, ecco, bisognerà indagare meglio,
Però molti archeologi che vengono qua, ecco, si stupiscono quando vedono questa struttura. D'altronde la torre F poi porterà, insomma, regalerà agli archeologi e a noi, diciamo così, degli strati culturali che vanno dal XIV secolo a.C. fino all'età imperiale romana, insomma, primo, secondo, terzo secolo d.C., perché fu rinvenuto una sorta di granaio con una cospicua quantità di grano, fave, fossili, molti frammenti di sughero che probabilmente servivano anche per isolare la camera, e questo ha fatto sì che poi appunto fu rinvenuto quasi intatto, e quindi sono fossili, queste favette piccolissime. Tutto questo materiale poi verrà portato a Roma e fatto analizzare. Addirittura una delle specie di grano proviene dall'Oriente. Anche un'anfora che poi è stata ricostruita perché si è rotta, insomma, tutto dovuto al crollo della piccola Tolos, probabilmente, che aveva anche questa torre, ma una volta ricostruita e analizzata sembra che quest'anfora provenga dal Nord Africa. Niente, il nuraghe, come vedete, è stato costruito in diverse fasi. La torre centrale è l'edificio più antico, a prescindere da quello che ho detto prima, forse di una struttura precedente. Che non vedo l'ora di vedere, quindi Sì, tra poco. e come vedete i blocchi sono importanti, sono grandi. Per più di 30 anni si è parlato di trachite, ma molti geologi che sono venuti qua, insomma, a visitare il nuraghe hanno confermato la natura diversa di questa pietra, che è porfido, quindi una pietra importante utilizzata in passato anche per altri scopi legati anche a tombe monumentali, ad esempio, o se pensiamo alla tomba di Napoleone all'Es Invalides a Parigi, il coperchio, il sarcofago è fatto di questa pietra. Tutto il resto invece, vedete, come vedete, prevale lo scisto, scusate, ed è una pietra purtroppo che tende a sfaldarsi. Comunque i blocchi sono abbastanza importanti, ma probabilmente questo clan ha sempre usato nel corso delle generazioni, ecco, la pietra che trovava sul posto. Particolari invece sono i conci in calcare, che purtroppo sono nascosti dall'asfodelo. Dopo li andiamo a vedere. Sì, sono dei conci a T, cosiddetti a T, e sono in calcare. Probabilmente stavano nelle parti alte, quindi a creare una sorta di bicromia, Esatto. come troviamo anche in tanti altri nuraghi. Esatto. E quindi ecco, il calcare noi lo troviamo in quelle creste lì, insomma, ai piedi, dove ai piedi della collina Montenurres appunto c'è Torpè, nella rocca calcarea di Posada e nel Montalbo, ma in mezzo c'è il fiume, quindi è probabile che loro, forse con qualche zattera, con qualche, insomma, guado, li abbiano appunto trasportati, lavorati in loco e poi componevano probabilmente il top della torre centrale. Bene, adesso entriamo dentro. Siamo entrati all'interno del cortile. Come vi dicevamo all'inizio, il nuraghe San Pietro è un quadrilobato, quindi abbiamo 4 torri periferiche e appunto alle mie spalle la torre centrale, il cuore dell'edificio, e anche la parte che è stata costruita per prima. All'interno del cortile, così come troviamo anche in altri nuraghi, abbiamo un elemento molto importante, ovvero il pozzo. Sì, intanto il pozzo è stato esplorato dalla direttrice degli scavi in persona, che 2 anni fa insomma, venne a trovarci e raccontò alcune chicche, tra cui, diciamo, anche quando si fece legare con una corda
e si fece calare, ecco, dagli operai. Misurò il pozzo ed è profondo quasi quindi 6,80 m credo, quindi quasi 7 metri, ha una forma a imbuto rovesciato, quindi è anche diciamo pericoloso, la bocca è stretta. E poi cosa succede? Siamo nell'81 credo, e questo me lo riferì proprio la dottoressa Fadda 2 anni fa, che furono costretti poi a chiuderlo perché a Roma successe insomma una tragedia, un bambino insomma si infilò in un pozzo e quindi tutto questo venne ripreso dalla RAI, insomma sto parlando di Alfredino Rampi, Sì. e quindi si decise di chiudere a circa 1 metro dalla bocca il pozzo con delle lastre. E niente, non è stato trovato niente di particolare, o almeno chissà, l'esplorazione della Fadda forse era molto veloce, insomma, era giusto per misurarlo, però noi sappiamo benissimo che nei pozzi spesso vengono rinvenute delle cose interessanti. Certo. Quindi c'è tanto ancora da lavorare, insomma. Siamo entrati all'interno della torre centrale, quindi il cuore del nuraghe. Anche se questa torre non si conserva tantissimo in elevato rispetto ad altri nuraghi che sono meglio conservati, però dalla cura con cui è costruito, dalle dimensioni anche dell'ingresso e della scalinata che portava ai piani superiori, chiaramente vediamo che si tratta di un nuraghe particolarmente imponente e monumentale. Ma da archeologa a me interessa tantissimo quello che è stato ritrovato, perché sono stati ritrovati alcuni reperti davvero eccezionali in questa torre. Sì, a parte, insomma, si parla di un rogo sacrificale all'interno del nuraghe, probabilmente questo uso, diciamo, spirituale avviene, ecco, nelle fasi finali dell'età del bronzo. Ecco, importante è il rinvenimento di un manufatto interessante lungo il cortile, lungo il corridoio che va verso il cortile. Sto parlando dello specchio in bronzo, quindi un manufatto unico nel suo genere. Forse è stato rinvenuto un manico, credo, in un nuraghe del Campidano, che si assomiglia molto, insomma, è lavorato a cordicella, quindi è molto evoluto artisticamente, ma la cosa straordinaria è che ha forti influenze orientali. Questo ci fa capire, ecco, l'importanza del nuraghe San Pietro per quanto riguarda gli scambi commerciali. Infatti molte ceramiche sono molto simili in contesti, ecco, ciprioti ad esempio. E quindi ecco, in periodo particolare quella a cavallo con l'età del ferro. Certo, qua siamo vicino al mare, quindi chiaramente c'erano degli scali portuali e poi attraverso il Rio Posada questi oggetti anche allogeni, quindi prodotti un po' in tutto il Mediterraneo, poi raggiungevano le zone più interne della Sardegna, come sappiamo anche da altri siti nuragici. Esatto, addirittura studi recenti effettuati da un professore universitario francese, il professor Arnoux, che studia i traffici, diciamo, commerciali dell'antichità. Ecco, per quanto riguarda la linea di battigia del Tirreno, ecco, lui suppone che era molto all'interno 3000 anni fa, e quindi ecco che si prestava questa zona con un breve tratto probabilmente del fiume Posada a raggiungere subito il mare, ecco.
saliti lungo la scala, come vi dicevo qua chiaramente il nuraghe proseguiva in elevato, sicuramente diversi piani, e da qui vediamo tutto il paesaggio circostante e quindi anche la posizione dominante, no, di questo nuraghe. Qua siamo in una piana e siamo però in una posizione che ci permette di vedere tutto intorno. Una zona che è importantissima anche dal punto di vista minerario, quindi anche in antichità sicuramente questo aspetto era molto importante, giusto? Giusto, giusto. Ma siamo appunto, come dicevi tu Ilaria, in una piccola altura, siamo a 24 metri circa sul livello del mare, ma come potete notare domina, quindi questi antenati sceglievano bene insomma, il punto in cui puoi costruire questi edifici a torre uniche insomma, nel suo genere. E per quanto riguarda appunto la miniera Barisone, che si trova ai piedi della collina di Cucuru e Luna, ecco, venne sfruttata fino agli anni 60. Poi venne abbandonata, venne chiusa per la morte di due minatori del paese, ma diversi studi, insomma, molto approfonditi, ci hanno fatto capire che era sfruttata anche nell'antichità. Si estraeva calcopirite, quindi rame, zinco, e perché no, insomma molti clan ecco, si insediavano anche in zone ricche di minerali, insomma. Siamo di nuovo nel cortile e adesso iniziamo, sempre guidati da Alberto, l'esplorazione delle torri laterali. Quindi iniziamo dalla torre F. La particolarità anche delle torri laterali è che sembrano infossate, quindi bisogna sempre fare un gradino, insomma scendere giù. Infatti il livello di calpestio del cortile e dell'ingresso è molto più alto rispetto ecco, al livello di calpestio delle torri laterali. Invece la nicchia è sopraelevata. Sì, sì, ma questo è il particolare che dicevo in precedenza, cioè questa specie di costruzione che sembra appunto una struttura costruita in precedenza, che precede la costruzione del nuraghe. Nessuno ha capito, insomma, a che cosa potesse servire. E questa è la torre, insomma, dove verranno rinvenute, cioè, verrà utilizzato come granaio, insomma, verrà utilizzata. Niente, sembra che comunque degli incendi abbiano fatto repentinamente poi abbandonare del tutto l'uso del nuraghe, probabilmente anche di questa torre, che poi fu utilizzata anche come sepoltura. Una volta crollata la Tolos, sempre in età romana, ecco, verranno rinvenute dagli archeologi nella parte superiore, diciamo il primo taglio, delle sepolture ad anfora. Siamo usciti all'esterno, adesso facciamo il giro e ci spostiamo nel settore meridionale del nuraghe per vedere le altre torri. Ecco, ci troviamo nella torre G, all'interno della torre, anche in questo caso abbiamo un ingresso rialzato e anche in questa torre sono stati fatti dei rinvenimenti importanti. Esatto.
In pratica qua probabilmente questa torre veniva utilizzata, ecco, sempre nell'età del bronzo, fino all'età finale, come cucina. E infatti furono rinvenuti tanti ciotole e anche anfore, tra cui una bellissima quadriansata, che probabilmente contenevano, insomma, cibo e anche i resti di un piccolo telaio, cioè le fusaiole, che poi appunto sono esposte tutte nel pannello che c'è qua a fianco. C'era anche un focolare. Ecco, nell'ultimo taglio gli archeologi rinverranno questo focolare dove straordinariamente all'interno, ecco, c'era una conchiglia, la Caronia nudifera, e questo venne rinvenuto, questa conchiglia venne rinvenuta anche nel nuraghe Monte Idda a Posada. Secondo gli archeologi sembra un rituale, ecco, probabilmente legato a riti di fondazione, ecco, magari ecco, questa torre venne fondata e quindi per ricordare la fondazione di questa torre venne messa questa conchiglia. Siamo all'ultima torre, che anche questa è molto interessante. Vedete qua alle mie spalle si vedono i resti di quello che è stato interpretato come un sedile bancone, ma sono stati ritrovati anche i resti di un focolare che, come mi stavi dicendo, probabilmente rimaneva sempre acceso. Esatto. Alcune di queste pietre, insomma tonde, noi le abbiamo trovate qua quando ci siamo insediati, e molte di esse insomma hanno tracce di carbone, la cenere che sembra cementata. Ecco, questo ci fa capire che il focolare era sempre acceso. E il fatto che vennero rinvenute una quantità straordinaria di ceramiche, ciotole, tegami, ci fa pensare che questo era un ambiente appunto dove si lavorava l'argilla, si modificava. Certo, per lavorare l'argilla ci vogliono tanti gradi, voglio dire, però sicuramente il fatto della presenza del bancone, ecco, ci fa capire che era un luogo dove si discuteva, ci si incontrava, si riuniva, ecco. Abbiamo terminato la nostra visita, quindi abbiamo visto questo bellissimo nuraghe, interessantissimo anche per tutto quello che c'è da dire, anche perché è un nuraghe che è stato scavato tanto e quindi si hanno anche tanti dati per poterne raccontare la storia. Ringrazio ancora Alberto, veramente grazie per questa visita, vi faccio anche tanti auguri, insomma, che possiate riaprire presto e che venga tanta gente a visitare questo sito. Ma grazie a te Ilaria e insomma alla tua troupe, spero anche per voi, insomma, buona fortuna, speriamo, insomma, grazie mille. Grazie. Ecco, siamo sempre a Torpè, siamo arrivate all'essenza, dove oggi ci ospitano Valeria, che ringrazio, e Marina.
E quindi vorrei chiedere a Valeria di raccontarci qualcosa su questo luogo così speciale che fra poco vi faremo vedere. Grazie, io sono felicissima intanto che siete venute finalmente dopo tutti questi giri. Sì, allora siamo in un posto del cuore. Per me questo posto è speciale, da 10 anni, insomma, da tutti i paesi le persone che vengono, ognuno ci trova qualcosa di particolare, più che altro riconducibile all'essenza appunto delle cose, non solamente all'aspetto turistico, diciamo, della Sardegna, perché da qua si vede il mare, siamo a 10 minuti, però nello stesso tempo non è proprio come essere direttamente sulla costa. C'è una sensazione, una vita antica. Tu mi puoi capire quando dico questo, anche perché abbiamo il nuraghe San Pietro qui sotto, quindi raggiungibile a piedi, e questa qui è la struttura che mia madre ha ideato una notte. In realtà è il sogno di una vita, perché lei ha sempre fatto studi erboristici, studi agronomici, e quindi ha lavorato tanti anni anche come esperto addetto di erboristeria, trasformazione e manipolazione delle erbe officinali sarde, e quindi questa cosa comunque ha sempre fatto parte di lei, la passione per la campagna, finché ha pensato proprio di passare dalla città alla campagna definitivamente, perché noi abbiamo sempre vissuto in città in realtà. Questo è proprio un ritorno alle origini in tutti i sensi. E una notte si è svegliata, lei mi racconta sempre questa cosa, si è svegliata una notte con l'immagine di questa pianta quadrilobata, cioè la struttura con una sala al centro e 4 stanze ai lati, come la struttura dell'essenza appunto. Si è messa a fare uno schizzo, la sorella che architetto l'ha fatto in modo sensato, e quindi piano piano questo sogno è diventato realtà per tutti, anche perché insomma noi abbiamo sempre cercato dall'inizio di accogliere il più possibile i viaggiatori di un certo livello, cioè viaggiatori dell'anima li chiamiamo noi, no? I viaggiatori responsabili, lenti, quelli che arrivano, dicevo anche prima l'esempio degli olandesi, no? Che arrivano e girano scalzi per il terreno, svegliandosi a colazione, come se fossero a casa. Cioè questa per noi è la gioia più grande, è il senso di aver creato un posto così per condividerlo con il mondo, perché è quello che ognuno di noi sente istintivamente, no? Il rapporto con la terra, con la pietra, il legno. Questa è la sala centrale dove si svolgono le colazioni al mattino, quindi gli ospiti arrivano da qualsiasi parte del mondo, arrivano in qualsiasi lingua, li accogliamo qui, e prima di ogni altra cosa li portiamo al cuore della struttura e del concept, gli raccontiamo la storia, insomma, che vi ho raccontato anche prima, e gli facciamo vedere da dove partirà poi al mattino la loro esperienza. Tutto bellissimo, Valeria ci ha consegnato la chiave della nostra camera e adesso vi portiamo a vederla. Guardate che meraviglia ragazzi, ma quello che non potete vedere nel video è il profumo di lavanda che mi ha inondato appena ho aperto la porta e ho messo un piede dentro, è veramente eccezionale. Avete visto,
questo ogni dettaglio è fatto con materiali del posto, quindi pietra, legno, ceramica che richiama anche l'impianto elettrico antico di una volta esterno. Tutto super naturale, come abbiamo visto prima in cucina, la colazione biologica chilometro zero. E adesso vi faccio vedere anche le altre camere. Questa è la lavanda. Ognuna delle 4 camere Pinnettos, quindi camere circolari in pietra e legno con il tetto a cono come anticamente i villaggi dei pastori nuragici. Ognuna di queste 4 camere è legata a una pianta officinale tipica della Sardegna, quindi qui abbiamo la lavanda con i toni del violetto, adesso vi farò vedere la camera elicriso con i toni del giallo. Ogni camera può essere organizzata come doppia, matrimoniale, tripla oppure con lettino o culla, e ha il suo bagno privato in camera, il riscaldamento o l'aria condizionata perché siamo aperti tutto l'anno, internet wifi senza password e un piccolo frigo indipendente per ogni camera. Ecco, abbiamo visto la lavanda e l'elicriso e ora vediamo le ultime 2 camere. Che essenze ci sono qua invece? Allora, qui ci sono la camera mirto con appunto l'essenza di mirto sardo e il colore bianco alle pareti e alle lenzuola, e la camera ginepro che adesso vedremo con tutte le tinte del verde e l'essenza, appunto l'olio essenziale di ginepro, molto, molto bello. Un'altra cosa molto interessante è il legame che c'è tra la pianta e l'olio essenziale e l'effetto che l'ospite vuole ricercare per il suo equilibrio. Quindi, per esempio, se magari una persona soffre di insonnia o incubi o particolari situazioni di stress nella sua vita, di solito sceglie oppure gli consigliamo una camera come può essere quella lavanda che abbiamo visto prima, mentre invece se è un po' a terra, un po' di depressione, ha bisogno di un po' di tono in più, vediamo meglio quella della elicriso gialla. E invece queste due sono rispettivamente l'equilibrio e la purificazione, quindi diciamo che ogni camera è un percorso a sé. Ecco, siamo arrivate alla fine anche di questa puntata. Ringraziamo ancora Valeria e Marina per l'ospitalità qui all'Essenza. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. Vi ricordiamo sempre di lasciare un commento con le vostre impressioni, emozioni per condividere insieme questo viaggio. E noi vi diamo appuntamento a domani mattina per la 14ª puntata. Ringraziamo anche tutte le persone che stanno sostenendo il nostro progetto, sia con le donazioni in denaro che con gli acquisti delle t-shirt e i gadget del nostro sponsor Macocco. Vi ricordiamo anche che con una donazione riceverete un voucher di pari valore per partecipare a qualsiasi viaggio o escursione di Sardegna Sacra nell'arco del 2021 a vostra scelta.
Quindi grazie anche a tutti i donatori che ci stanno permettendo di rendere questo viaggio, questo tour e questo lavoro, che è anche abbastanza impegnativo anche se bellissimo, sostenibile anche per noi. Grazie mille e ci vediamo domani mattina. Ciao!